Siamo alla resa dei conti. Ho dimenticato il foglio con su un pene gigante e una scritta ruspa in radio. Gaz, se ti chiedono qualcosa non è colpa mia. Gaz, sei un bastardo. Questo weekend sei venuto a cena a spese mie, sei venuto a casa mia a fare i tuoi porci comodi e te ne sei andato pure senza pagare. Bastardo interista, taccagno e pure sottodotato. Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi io credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. Che i nostri tre principi principali sono la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti. Ok. Buonasera, buona Schlein a tutti. Bellissimo. Avevo promesso di non dirlo, però lo dico. Devo dire che, vabbè, qua con voi c'è sempre il vostro Gaz insieme a Vittorio Las Mujeres. Saluta Vittorio. Veramente Gaz, fammi dire che sono veramente commosso dal fatto che tu abbia accettato di rendere pubbliche le tue difficoltà, insomma, i tuoi problemi personali. Questo gli ti fa onore, assolutamente. Devo ancora urologica. Devo ancora realizzare questo audio che avete mandato. Assolutamente vero al 100%. Questa testimonianza reale. A maggior ragione che dice assolutamente vero al 100% significa che non è Comunque, vero. ecco, noi eravamo tutti occupati questo weekend, strapresi, abbiamo capito ora perché Gazzo non ci ha cagato di striscia questo weekend sulla chat. Era il concerto di Paola e Chiara a Roma. Mi dispiace, quello era qualcun altro. Buonasera anche al Non Marco. dirlo con orgoglio, Vittorio, che cazzo? Grande orgoglio. Vai a dillo cagare. con orgoglio. Giusto, cugino? Dillo con orgoglio. Il concerto di Paola e Chiara è una cosa di cui andare orgogliosi. Ma soprattutto Paola e Chiara orgoglio nazionale. Grandi milfone. Sottoscrivo. Buonasera anche al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E nulla. Io questo weekend non sono andato con delle persone particolari a casa loro senza poi neanche pagarle, non sono andato al concerto di Paola e Chiara, sono andato col buon Luca Scognamillo a Milano a un evento, vabbè, una roba normale. Dopo ci parlerà anche tranquilla. Di questo evento molto interessante. Proprio questo evento rosso da comunisti. E buonasera anche al Non era buon un Luca tuo Scognamiglio. Come ha detto Vittorio, Gaz non era un evento, magari l'evento a cui sei andato tu, non lo so. Buonasera a tutti comunque. Non era una cena elegante. Ecco l'audio da dove arriva. E era tutta una conseguenza. Ok, bene. Comunque, buonasera a tutti. Basta. Cioè, me ne voglio andare, posso andarmene, non vi sopporto più. 21esima puntata, signori, ormai avete capito che gli argomenti sono finiti, ormai non sappiamo più di cosa parlare, quindi la puntata è andiamo iniziata avanti. alle 20, finisce alle 20:02. Esatto. Dalla regia ci dicono pubblicità. Non ancora, un po' troppo presto. Fatti della settimana, avrete visto anche l'altro giorno, ieri, davanti al Senato ci sono stati quei fenomeni, quei ragazzini di ultima generazione che non sono andati ad aiutare colpite dall'alluvione, non sono andati a portare solidarietà, a dare un aiuto concreto, ma anzi hanno preso il fango, se lo sono portati dietro e se lo sono rovesciati addosso davanti all'entrata del Senato. Cretini, sono veramente dei cretini. Però permettimi, cioè le signore con l'ascella belosa, veramente tanta roba, questo gli va detto.
Non so cosa ne pensi tu, caro Marco. Io mi dissocio. Comunque, questi qua, vabbè, sono i soliti di ultima generazione. Non so cosa ne pensate voi in merito a quello che ha detto Vittorio, però. Vabbè, ognuno è libero di gestire il proprio corpo come meglio crede, perché bisogna essere liberali e, come si diceva, libertini. Quindi io penso che ognuno possa debba gestire il corpo come meglio crede. Se poi vuole essere peloso, no, diciamo che sono cavoli anche suoi. Magari anche un gesto di solidarietà nei confronti di JJ4. Però a proposito di fango, Senato, Roma, scusami se ti interrompo, istituzionali... Gaz, però è stata veramente la cosa più bella che tu abbia detto da quando è iniziata la stagione, quindi bravo Gaz. So che Vito è orgoglioso di me perché ormai ha contagiato tutti con questa moda dei liberali, libertari, libertini, non so, tutto uguale. No, però stavo dicendo, a proposito di appunto ultima generazione davanti al Senato, eccetera, eccetera, io non ho ancora visto in Emilia Romagna aiutare i tanti volontari, non ho ancora visto il buon Abubakar Sumaoro. Perché dico questo? Perché c'è ancora l'immagine impressa di quando è iniziata questa legislatura che il buon Abubakar Sumaoro si era presentato con gli stivali sporchi di fango, tra l'altro neanche suoi, e aveva tutta quella scena, ve la ricordate, tipo Martin Luther King in salsa moderna, anche se preferiamo la maionese alla salsa moderna, però però ecco, lui si era presentato. Questo è il livello della demenzialità. Lui si era presentato al Senato e oggi io lo vorrei vedere con gli stessi stivali, sporchi ancora di più, aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Però evidentemente non sarà così, perché a quest'ora il buon Abubakar Sumaoro sarà davanti a un piatto di pasta asciutta in una terrazza romana, pagato con i suoi 14.000 euro di stipendio, con i soldi dei contribuenti, e amen, bella. Adesso c'è il microfono davanti. No, stavo dicendo quel pizzico di populismo che so che a voi piace. E povero Abubakar Sumaoro, madonna, abbiamo passato 2 mesi a attaccarlo, mo ancora ad attaccarlo. Minchia, sta già vivendo una vita terribile adesso con 14.000 euro al mese. Però poverino, lasciamolo perdere. Poverino. Tra l'altro, oltre ad essersi buttati il fango addosso davanti al Palazzo del Senato, hanno anche riempito di carbone vegetale, mi sembra, non so che cosa, la fontana di Trevi. E serviranno non so quante centinaia di litri d'acqua per poterla ripulire. Sì. Ma tra l'altro, quando è successo questa cosa? Ma qualche giorno fa. Tipo sabato o domenica? Sì. Dov'è che eri sabato e domenica, Victor? In che città eri? No comment. No, adesso rispondi alle domande. Il giorno di sabato 21, sì. Giusto? Sì. E domenica 22. In quale città 20-21. eri? Mi trovavo in quel momento che è specifico di cui tu stai parlando, in Città del Vaticano, salutare il Santo Padre. Io lancio un appello ai nostri followers, ai nostri seguaci, facciamo partire il trend su Twitter, #doveri Vittorio, perché adesso ce lo devi dire, non è un caso se Vittorio in Città del Vaticano, no? Poi sappiamo Città del Vaticano dove si trova, in un caso se a qualche chilometro o comunque metro di distanza c'erano queste ultima generazione che trattavano la fontana di Trevi. Secondo me è tutto collegato. Tra l'altro mi viene in mente una cosa. Prima ha fatto un commento sulle ascelle pelose. Vittorio, facci vedere le ascelle, per favore. No. Dai, vediamo se salta fuori. Ti posso dire che sicuramente ce l'hanno più pelose delle mie, quindi vabbè, non faccio fatica a credere. Questa trasmissione radiofonica è diventata un porcile. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E comunque non nego che me ne sarei fatta una anche tranquillamente. A sto punto. Lui intendeva la doccia col fango. Giusto. Ti saresti fatto volentieri una doccia col fango. Fango nei centri di bellezza.
Vabbè, ma voi, cioè nel senso, cosa ne pensate delle proteste fatte in questo modo? Va bene che ne abbiamo parlato tante volte, però qui si continua perché si crede che siano, insomma, che siano efficaci. Insomma, Gazza, tu che dici? Invece Secondo no, te porteranno a qualche cosa oppure semplicemente questi qui rompendo i Ma coglioni secondo alla me gente? l'unica cosa di positivo che possono fare queste proteste, cioè non con la Fontana di Trevi, ma ad esempio il fango lì, io immagino il fango sul ciotolato che c'è lì a Roma, quindi lo puliscono un po' le strade e più spesso, però a parte questo, diciamo, altri effetti positivi io sinceramente non ne vedo, anzi penso che siano delle idiozie. Tra l'altro fanno incazzare ancora di più la gente che magari deve andare a lavoro e rimane bloccata nel traffico perché questi qua si mettono in mezzo alla strada. I turisti che vanno a visitare una città d'arte come Roma e si ritrovano questi deficienti che invece imbrattano le nostre fontane, le nostre piazze. Quindi anche come immagine non è sicuramente una buona immagine tutto questo, però anzi dovrebbero esserci sicuramente delle pene più severe, ma sappiamo che ci stanno comunque lavorando nei palazzi romani. Assolutamente, come direbbero Paolo e Chiara, più pene per tutti. Allora, abbiamo un audio che ci è arrivato che sarebbe una testimonianza di un ragazzo che si è trovato all'interno di uno di questi ritrovi di ultima generazione. Se dalla regia ci danno l'ok, lo facciamo sentire. Ciao caro, allora, io il 22 aprile ero a Roma, in giro con la mia ragazza, che stavamo andando a vedere il Colosseo. A un certo punto vedo le strade che erano bloccate e c'era una manifestazione, ma non stavo capendo perché non mi sembrava una manifestazione, ma da quello che ho visto era un rave che si muoveva. Poi mi sono avvicinato di più per capire cosa stessero facendo e per quale motivo stessero manifestando. Appena mi sono avvicinato, ho visto gente che faceva voce di sostegno. C'era quello che si faceva di pasticche, che li cadevano per terra, c'era quella che non riusciva a tenersi in piedi, c'era gente che ballava urlando, che erano vestiti in modo strano e indecente. Poi anche la musica, cioè, a dire che non era il massimo. Claudio Villa. Che c'era chi non aveva addosso la maglia, eppure quello che gli cadevano i pantaloni. Avevano nella mano delle birre, che appena le finivano le buttavano per terra oppure le sparavano. Mi sono andato a sentire quello che dicevano quando parlavano al microfono. Quello che hanno detto, che vogliono lavorare, che non vogliono lavorare tante ore e che vogliono essere pagati di più e poi che vogliono le cose gratis. È quello che hanno detto. Poi da lì mi sono allontanato con la mia ragazza perché c'era un tizio che ci stava guardando malissimo e ho avuto questa paura. Ma ho visto la disperazione e la tristezza di quel regno che si muoveva. Ringraziamo Alberto per la testimonianza. Vittorio, confessa. Confessa. Per averci Ha fatto la tua descrizione. La palese Confessa. descrizione di Vittorio Le Donne. 3/4 posso anche confessare, cioè la parte del lavorare di meno, avere le cose gratis. Anche sulle pasticche non scherzare. Vittorio, sei sotto indagine. Non confermo e non smentisco. Sei sotto indagine in questo momento. Da parte? Da parte della redazione, anzi del Tribunale dei Barbari Eleganti. Padano, presieduto dal buon... No, allora calmi un attimo. Perché sappiamo che ti saluta sempre. A proposito di Parlamento della Padania, non so se vi ricordate l'altra volta che avevamo lanciato un sondaggio con le elezioni del Parlamento della Padania sulla pagina Instagram per poter vedere un gran successo. Tanti voti arrivati. Specifichiamo, era più un escurso storico, no? Sì, certo, un escurso storico, sì, ovviamente. Insomma, abbiamo fatto un sondaggio sulla nostra pagina Instagram, ovvero in quale partito del Parlamento della Padania ti identifichi, e insomma è il giorno d'oggi in cui ci si tende un po' a identificare in qualsiasi cosa, e hanno ottenuto voti. Allora, altro, vabbè, 5%, poi Padani per l'Europa 4,5%, Disoccupati Uniti 4,5%, Comunisti Padani
guidati dal signor Gaz, 7%. Vorrebbe fare una dichiarazione, già che c'è? Ma io l'avevo, anzi, era già stata fatta all'epoca dei risultati, sicuramente, vabbè, evito. Un movimento in crescita, Tra l'altro, tanti nuovi eletti. un vecchio rappresentante dei comunisti padani adesso comunque ha un ruolo abbastanza importante all'interno del governo e all'interno del nostro partito, quindi Assolutamente sì. Cioè. Poi, muro per la Padania, 9%. E qua già. Poi, doppia cifra. Meridionali padani, 10%. Lista Pannella, 11%. Complimenti, perché hai preso più dei meridionali padani e dei comunisti padani. Movimento Veri Padani, 14,5%. Wow. Padania pensione sicura, 14,5%, perché la pensione sicura la vogliamo un po' tutti. E signori, con il 20% vince queste elezioni del Parlamento della Padania la lista Forza Padania. non c'è l'applauso, Marco. Comunque, fammi dire, quant'è che hanno preso i comunisti padani 7%. e i meridionali padani? 10%. Perché il buon Gazzola stava lavorando una sorta di coalizione, Sì. quindi magari riescono a No, ma a battere Forza Padania. Ma io penso che, che formeranno una coalizione tra Forza Padania, Movimento Veri Padani, Disoccupati Uniti, forse Padani per l'Europa, un po' una coalizione di C'era un centrodestra. uno Scott, c'è Gazzola che sta sudando, non sappiamo il perché. Niente. Poi ci sarà l'opposizione guidata da l'opposizione da quello che rimane, no? Cioè, insomma, tutti gli altri movimenti appunto che stanno appunto all'opposizione, che non hanno preso i voti. Hai preso 7%, non puoi essere il leader dell'opposizione. Assolutamente, io sono umile, quindi in bocca al lupo che sarà l'opposizione sicuramente. No, ovviamente questo qua è tutto un gioco, cioè non nulla di vero. Era stato fatto, spieghiamolo, questo sondaggio sulla base della puntata precedente, dove si è fatto questo excursus, vabbè, quella roba lì storico, oggi proprio è zero. E quindi poi i nostri seguaci, o meglio i nostri followers, hanno votato la lista che sarebbe piaciuta che rappresentasse, no? Assolutamente. Quindi viva la democrazia. Viva la democrazia, anche quella sui social, ma non quella di click, perché la democrazia dei click l'abbiamo visti fin troppi con i fantastici, tra virgolette, 5 Stelle. Esatto, e posso dire che hanno molta più dignità queste elezioni che tutte le votazioni fatte sulla piattaforma Rosso. E con questo mandiamo la prima canzone, Money for Nothing dei Dire Straits.
Rieccoci in onda. Rieccoci in onda. Bene. Buona Schlein di nuovo a Schlein tutti. di nuovo a tutti. E a proposito di Schlein, Cade proprio a fagiolo come l'acqua dal cielo. come l'acqua, vabbè. Vabbè. Altro grandinato, piovuto, piove, insomma. Ormai sono giorni che il tempo è impazzito, il meteo è impazzito Il meteo praticamente. è impazzito, il meteo è impazzito come è impazzito il cuore, anzi i cuori sono impazziti dei fan di Vittorio e le donne, perché a maggior ragione quando lui è andato no, dicevo prima che mi boicottassero, quando lui è andato a Roma questo sabato, a parte che sono successi tutti i casini, fontane, mica Poi ci fontane, racconterai cosa ma ci dici quante fan ha incontrato? Innumerevoli, cioè, praticamente non potevo andare in giro senza essere fermato. Avevi bisogno della scorta. Ma io direi di... Aspetta, un po' come Elvis Presley quando è stato costretto a dover fare il servizio militare. Quello che ho detto prima. Vittorio e le donne come Elvis Presley. Ma io Grande tornerei vita. un attimo serio e parlerei di quello che è successo al Salone del Libro di Torino, in cui degli squadristi hanno impedito al ministro Roccella di presentare il suo libro e l'hanno fatta passare come dissenso, perché in pratica non so se avete visto, sono andati lì durante la presentazione, si sono messi a fare i cori, fuori i fascisti dal salone, robe del genere, e poi mentre lei parlava e presentava il libro loro fischiavano, la insultavano, le gridavano fascista. Lei li ha anche invitati a salire sul palco per fare un dibattito, no? Gli hanno detto no, noi non parliamo coi fascisti, e hanno continuato così. E a chi giustamente si è indignato per questa cosa ha detto è inaccettabile che non un ministro ma una persona che sta presentando un libro possa essere contestata in questo modo così volgare, così maleducato, così incivile. Hanno detto ma è opposizione, è dissenso, siamo in un paese democratico, è giusto esprimere il dissenso anche se duro, insomma. E anche la signora Schlein non ha preso le distanze da questi incivili e ha detto è surreale che attacchino quello che hanno fatto, hanno un evidente problema con il dissenso. Senza parole. Basta. Fatemi dire una cosa. Possiamo dire tutti tranquillamente di essere antifascisti, giusto? Se proprio ci tieni che io lo dica, lo dico, però non essendoci il fascismo è un po' inutile dichiararsi antifascista. Noi siamo però... antifascisti, cioè, lo diciamo, ma anche nei fatti, perché comunque noi non ci siamo mai permessi e mai ci permetteremo di andare a bloccare un evento del genere, quindi un esponente della sinistra che va a presentare un libro o semplicemente un esponente della sinistra che va a fare un comizio. Insomma, sia in democrazia, le regole del gioco sono queste, si possono anche evitare atteggiamenti del genere. E la cosa è assurda è che chi protesta in questo modo tiri fuori la storia dell'antifascismo. Noi siamo gli antifascisti e non vogliamo far parlare un fascista. È assurdo. Una telefonata. Buonasera. Eccoli. Ah, ecco. Sempre lui. Eccoli. Allora, lui. Nick, in un minuto, che cosa ne pensi di questa cosa? Ho sentito il richiamo della foresta e ho risposto alla chiamata. No, sulle ascelle di Vittorio quelle. No. Nick, tra l'altro ti devo... Una storia lunga. Nick, dimmi Gaz. Ti devo fare i complimenti perché ho visto che hai un buon tiro a golf. Grazie, ho un buon tiro anche ad altro, comunque grazie. No. Allora, che cosa ne pensi di questa cosa, Nick? C'è una persona che lo possono testimoniare. Comunque, quello che penso di questa cosa, allora, vogliamo dire sicuramente le solite tolleranza zero, assolutamente pugno di ferro, ci voleva un po' di manganelli, tirarceli in bocca e su per il culo. Giusto. Oddio. Condivido. Ci dissociamo. No, il sangue, vogliamo il Delicato, sangue. come Delicatissimi. Scherzi a parte, no? C'è sempre la solita parte politica che, ma per natura, proprio per la loro idea, non sono capaci di accettare il confronto e il pensiero diverso. Nick, scusami un secondo.
Comunque, innanzitutto vorrei dire quello che fino a 2 secondi fa si definiva un antifascista, ora chiede il sangue le manganellate. Vedete? Ma manganellate democratiche. Infatti non è in grado Manganellate con le parole, democrazia, sfida, confronto, quelle E intendevo. poi Nick, veramente, cioè, ti chiedo di dissociarti da quello che hai detto. Cioè, il ministro ha fatto assolutamente qualcosa di sacrosanto chiedendo di avere un dibattito con i contestatori, e lì va criticato. Cioè, chi non accetta il dibattito, il gioco della democrazia. Noi ci dissociamo ovviamente dal fascismo, noi tre, quella parte lì un po' meno. Ti denuncio, ti querelo, Vittorio. Ma sì. nel senso, cioè, no, è sempre la stessa parte politica, ma da anni, da sempre, ogni volta in maniera diversa. Adesso è il periodo in cui fanno queste irruzioni, in cui alcuni di loro in nome dell'ambiente si mettono a distruggere il nostro patrimonio storico e culturale, non sono capaci di accettare il pensiero diverso, forse perché non sanno argomentare loro, forse perché sanno che stanno sostenendo delle grandi cazzate. Però poi voglio far notare una cosa: ora il ministro Roccella, tra i vari ministri, secondo me è uno di quelli più pacati, ha sempre molta pacatezza, sempre molta diplomazia, Vero. e soprattutto nei modi di esprimersi non è una persona divisiva, cioè comunque sarebbe condannabile anche se si trattasse di quelle figure lì magari più discusse, penso a un Trump, penso a un Cruciani, sarebbe molto condannabile, ma in questo caso perché un ministro della Repubblica, una persona che comunque è pacata e non ha mai insultato, offeso nessuno, venga aggredita in quella maniera, no, cioè se fosse capitato a qualcuno della sinistra, questo è vero, qualcuno pro vita o anche senza essere un pro vita andasse solo a fare delle contestazioni, allora apriti cielo, avrebbero fatto venire la Dio. È vero. Per concludere, avrebbero parlato di squadrismo. Per concludere, mi viene in mente un famoso intervento di Berlusconi a un comizio che dice non è colpa nostra, non è colpa vostra se sono così, dobbiamo renderci conto che sono così e sono ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti. Esatto, e noi siamo antropologicamente diversi da loro. Antropologicamente, assolutamente. E poi guardate, adesso domenica si andrà al ballottaggio, sono convinto che il centrodestra stravincerà, e sono contento che la città di Treviso abbia dato un grande calcio in culo alla sinistra e ai bolscevichi con il 65% di voti del centrodestra. Benissimo, grazie Nick per essere intervenuto e niente, Grazie, Nick. allora, che dire? Lui poi ha toccato anche il tema delle amministrative, magari dopo ci torniamo su. Ma che no, vabbè, per carità, è importante, abbiamo fatto le elezioni, vabbè, sto zitto. Stiamo addentrando un percorso. Non parliamo delle però amministrative. Questa è proprio la differenza tra noi e loro, nel senso noi non ci permetteremo mai di andare a interrompere una conferenza di qualche ministro del PD o comunque di qualche presidente di regione del PD. Loro invece hanno fatto esattamente questo e loro sono quelli che si professano antifascisti ma sono fascisti, noi siamo quelli che veniamo accusati molto spesso di essere fascisti e nei fatti poi siamo più antifascisti di loro. Che oltretutto questi qua adesso non ricordo il nome dell'associazione, ma non farei neanche pubblicità a questi scappati di casa, quando hanno interrotto la ministra Roccella, insomma hanno letto un foglio dove si erano scritti appunto il loro bel discorso molto petaloso, senza poi nemmeno avere il coraggio di dibattere col ministro, perché il ministro poi giustamente ha preso la palla al balzo e ha chiesto magari di entrare più nel dettaglio, di confrontarsi su determinate cose. Questi qua non hanno saputo rispondere, anzi sono andati avanti leggendo quel foglio come se qualcuno, come se un burattinaio gli avesse scritto appunto le frasi da dire per fare la foto, per fare il video e per farsi così pubblicità. Vabbè dai Gazzo, hanno appena imparato a leggere, non puoi pretendere che imparino anche a dibattere. Giustamente. Va bene, dai, andiamo in pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci qua. Buona Schlein di nuovo a Buona tutti. Schlein. E in questi minuti, lo dico per il buon Luca Scognamiglio, che lui sicuramente la seguirà stasera. In questi minuti, appunto, è scesa l'Inter in campo, pronta per il riscaldamento per questa finale di Coppa Italia, che il buon Luca Scognamiglio guarderà con tanta passione, con tanto amore, ma soprattutto con tanta attenzione. Arrivo a casa e guardo i Griffin. I Griffin. Io voglio vedere Peter Griffin che per un'ora e mezza scoreggia e basta. Bellissimo, Grazie. bellissimo. Io adoro i Griffin, sono un grande fan da quando ho 10 anni. Ovviamente sono cresciuto bene. dice così, ma in realtà non è vero. Bene, Schlein, opere mancate per l'Emilia alla gara. No, allora, innanzitutto portiamo la nostra solidarietà alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. È una situazione complicata, non si può negare anche un concorso esterno di quello che è il cambiamento climatico, dell'emergenza ambientale. Tuttavia, Non so, non sono tanto da d'accordo. quello che abbiamo un negazionista del cambiamento climatico qui in radio. Insomma, vabbè, sono l'unico, dobbiamo fare la sfida, non avevi capito. No, non beh, è l'unico caso. a parte L'unico comunista sei tu. esatto, no, a parte gli scherzi, cioè adesso le alluvioni comunque ci sono sempre state, no? È un fenomeno che comunque c'è sempre. La nostra, diciamo, quella parte lì dell'Italia, l'Emilia Romagna, eccetera, è comunque una pianura soggetta alle alluvioni. non quella pianura lì, soggetta alle alluvioni. Detto questo, è chiaro che le alluvioni ci sono e ci saranno sempre, al di là dei cambiamenti climatici che possiamo stare qui a discutere, ma meglio se ne lasciamo discutere agli scienziati. Quello sicuramente. Però quello che secondo me noi possiamo fare nel nostro piccolo, tra virgolette piccolo, è gestire appunto questi fenomeni, gestire con opere di prevenzione, con investimenti sul territorio, gestire, quindi usare quei fondi che arrivano dallo Stato, che arrivano dall'Unione Europea, come è già accaduto, investendoli sul territorio per evitare che appunto accadano tutti questi disastri in termini di feriti, in termini di morti, in termini di danni economici. Solo in questo modo si riescono a gestire questi fenomeni, anche possiamo chiamarli cambiamenti climatici, così come va di moda chiamarli oggi. Posso dire una cosa? Stai partendo malissimo, però hai concluso bene. No, ma sono serio. Hai fatto un cioè, sono completamente d'accordo con quello che hai detto. Quindi sono serio, per una volta, lasciami serio. Perché quando è stata la... No, mi dissocio da quello che ho detto la scorsa puntata, allora. Diremo buona questa. Prego. Vabbè, ragazzi, esponete tutta la puntata che stiamo parlando io e Gaz. No, voi dite cosa solo... c'è da dire? Allora, ci sono dei fatti, ovvero che ci sono dei fondi che sono stati stanziati per il contrasto il contrasto idrogeologico e che non sono stati spesi dalla regione. Ora, chi era la persona incaricata di gestire questi fondi? Chi era? L'attuale segretaria del Partito Democratico, al quale però io non voglio fare sciacallaggio. Esatto. Io non voglio fare lo dobbiamo... stesso sciacallaggio che qualcuno 3 anni fa fece con Regione Lombardia, perché è un momento difficile. Poi dopo, fra qualche mese, si parlerà di responsabilità. Ma ora l'unica cosa del quale bisogna parlare è di come si può aiutare un territorio che ha subito un grossissimo danno. Quindi noi non vogliamo fare quello che molte persone, esponenti politici e non, perché io ricordo... E anche del governo Conte, quando era successo. Esponenti politici, attori, giornalisti, chiunque ha sciacallato contro Regione Lombardia durante il periodo uno dei periodi più tragici della sua storia, e noi non faremo allo stesso modo. Noi vogliamo portare la vicinanza a quel territorio. Ci sono state delle responsabilità? Sicuramente sì. Il cambiamento climatico c'entra? Sì. Ma come diceva bene il buon Gaz, oggi in data, come diceva bene il buon Gaz, bisogna fare prevenzione. Ci sono dei soldi stanziati
e bisogna spendere quei soldi, bisogna fare prevenzione in quelle aree che si trovano a rischio. Parliamo poi di Emilia-Romagna o di altri territori in giro per l'Italia per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ma prevenzione fatta in qualsiasi tipo di ambito. Ricordo che più o meno un anno fa a Ischia, se non sbaglio, c'è stato un problema diciamo simile, ovvero che a causa delle forti piogge ci sono state delle frane che hanno provocato morti. Ma perché? Perché lì è stato permesso delle persone, o non a delle persone, ma più che altro a aziende edilizie, Poco chiare. esatto, di costruire in territori dove non possono costruire. Quindi sì, lamentiamoci del cambiamento climatico, facciamo informazione seria in questo ambito, ma per Dio, se possiamo risolvere il problema alla fonte, cerchiamo di risolverlo. Se possiamo fare prevenzione, facciamo prevenzione. Quantomeno limitarlo. Esatto. Tutto qui. Non so, Vitto, tu cosa ne pensi? Ma ormai hai praticamente detto tutto quello che si poteva dire, Scogna, quindi ci si accoda per mostrare vicinanza a quella terra colpita dall'alluvione, una tragedia sicuramente, comunque un popolo fiero come quello dell'Emilia Romagna sarà capace di rialzarsi più forte di prima, e faccio i complimenti a Gazza anche perché poteva veramente fare lo sciacallaggio. No, invece proprio insomma, come piace a lui, un po' da comunistello rosso, però Ma sarà per quello che non fa lo sciacallaggio, sarà per quello che non vuole andare contro, insomma, rivelare cose nascoste. No, ma al di là di tutto, comunque è bello che in questi giorni, è bello, tra virgolette, positivo più che bello, il governo è intervenuto subito, quindi aiuti concreti, miliardi per l'Emilia Romagna, destinati all'Emilia Romagna, Il Presidente del Consiglio che che si si è è recato recato sul luogo senza forte, senza troppe pubblicità, senza fanfare. esatto, e soprattutto questo è stato riconosciuto anche dal presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che ha riconosciuto l'intervento immediato del governo, la concretezza di questo governo E con e cui di tutti i assolutamente ministri. non vogliamo entrare in Di tutti i polemica. ministri, chiaramente non entriamo in polemica, poi ci sono delle responsabilità, può essere, però se ne riparlerà, come è stato detto prima, se ne riparlerà dopo l'emergenza, proprio perché siamo superiori. Esatto. Siamo A superiori, ci teniamo ai romagnoli, ci teniamo a tutte le persone che comunque sono state colpite da questa alluvione, ed è giusto così. Sì. E a differenza di quello che aveva fatto qualche esponente del governo Conte 3 anni fa chiedendo il commissariamento della sanità lombarda, noi non chiederemo il commissariamento dell'Emilia Romagna. No, anzi, commissario straordinario. Sì, Sicuramente diventerà commissario straordinario straordinario. che però si aggiunge al Esatto. governo locale, non lo sostituisce come volevano fare. No, lo farà lo Vabbè. stesso Bonaccini, il commissario Esatto, straordinario, appunto. senza alcun veto. Non oso immaginare se la stessa cosa fosse successa in Lombardia con un governo tipo Conte. Mi sembra che infine avrebbero chiesto il commissariamento di tutti. come Bucci fece con il Ponte Morandi, diciamo per rendere le cose più veloci si rese Bucci commissario straordinario, quindi Esatto. è assolutamente normale. Invece possiamo dire invece che chi non ha voluto portare, diciamo, un minimo di compassione, di rispetto anche per in un momento difficile per le nostre terre in questi ultimi giorni, è il presidente canadese Justin Trudeau, che durante il summit del G7 di Hiroshima ha dichiarato per il governo che vigileremo che vigileremo sui diritti LGBT, sulla situazione, perché si ritengono preoccupati da quella che è la situazione delle famiglie arcobaleno nei confronti del governo italiano.
insomma. E l'Espresso, i nostri cari amici dell'Espresso ci titolano: Giorgia Meloni bacchettata ancora sui diritti LGBT. Per il governo l'imbarazzo internazionale continuo. Sì, perché qualche mese fa era uscito il governo francese che diceva la stessa cosa, adesso lo dice il governo del Canada, insomma, non è che se una puttanata la ripeti tante volte allora diventa figuraccia internazionale, come titola l'Espresso. Esatto, ma tra l'altro io voglio capire una cosa. Quali sono i problemi sui diritti LGBT che ci sono adesso in Italia? Ci sono le stesse identiche leggi che c'erano un anno fa. Quali sono i problemi che ci sono adesso? È stato tolto qualche diritto? No. Io personalmente mi auguro che qualche diritto in più venga concesso. Ma è cambiato qualcosa rispetto a un anno fa? No, non è cambiato nulla. Agli esponenti anzi e nessuna intenzione di cambiare nulla. Al primo ministro del Canada, ma anche ai vari esponenti politici e di governo degli altri paesi: fatevi i cazzi vostri. Trudeau